Cari amici a Tenda TV, ben ritrovati. Proseguiamo il nostro viaggio con Pronto Farmacia, questa rubrica realizzata in collaborazione con la Tenda TV e Vittorio Veneto Servizi, società che gestisce le farmacie comunali di Vittorio Veneto. Continuiamo questo nostro percorso legato alla salute e il benessere e parlando naturalmente di alimentazione. Con noi oggi Eva Daros, dietista, che ci porterà ad affrontare un altro tema. Il tema sono i legumi. Uno potrà dire anche come mai i legumi? Bene, pensate che le linee guida per una sana alimentazione invitano proprio ad assumere in modo particolare i legumi. E pensate oltretutto che la FAO ha dedicato nell'anno 2016 ha dedicato l'anno proprio al legume, quindi alla conoscenza e alla coltivazione di questi alimenti. Il tema era legumi, seminutrienti per un futuro sostenibile. Ecco, a questo punto, Eva, perché tante volte si rischia anche di fare un po' di confusione nel classificare i legumi. Allora, quindi cerchiamo di capire quali sono i legumi e come mai c'è questo grande interesse attorno ai legumi. Un elenco molto semplice parte da quelli che tutti noi conosciamo, quindi fagioli, ceci, lenticchie, ma ci sono anche i lupini, le cicerchie, ci sono altri legumi in tutto il mondo che magari noi non siamo abituati neanche ad utilizzare o non conosciamo. Ne esistono varietà per ogni cultura, esistono a livello planetario, i legumi sono sempre stati utilizzati in tutte le culture del mondo, sono poi declinabili anche in tante varietà. Pensiamo ai fagioli, esistono i borlotti, i lamon, i fagioli tipicità montane, quindi esistono tanti tipi di fagioli, tanti tipi di lenticchie e di ceci per esempio. Sono così importanti perché sono innanzitutto molto ricchi di nutrienti, intendiamo ricchezza di proteine che è doppia rispetto ai cereali, quindi sono cibi che forniscono aminoacidi, possono in parte quindi sostituire prodotti animali in alcune culture dove l'apporto di proteine animali può non essere sufficiente, questi sono un grossissimo sostegno, sono ricchi di fibra, quindi aiutano i batteri per esempio dell'intestino a nutrirsi, ricchi di fibra e fanno bene anche a noi per mantenere una bassa colesterolemia, una buona funzionalità intestinale, sono ricchi di micronutrienti e di minerali, per esempio parliamo di calcio e di ferro, quindi potrebbero aiutare in realtà in caso di anemia. Sono cibi con una buona ricchezza in vitamine del gruppo B, quindi hanno un'alta densità nutrizionale ad un prezzo vantaggioso, perché se noi pensiamo al costo al chilo è veramente esiguo rispetto a carne, pesce o prodotti animali, quindi sono alla portata di tutti. Sono anche un cibo ecologico, sono un cibo che richiede poco trattamento, poco aiuto da parte dell'uomo e hanno anche un grosso impatto di fertilizzazione del suolo perché fissano l'azoto nei terreni, quindi nella rotazione delle culture viene proprio usato il legume per arricchire il suolo di azoto in questo caso, quindi sono ecologici e aiutano i terreni a nutrirsi. Hanno una naturale non presenza del glutine, quindi sono cibi che possono essere assunti tranquillamente da persone celiache e quindi sono un cibo che si presta a tantissimi utilizzi ed ha una densità che li rende veramente preziosi. Ecco, diciamo che ci hai fornito una panoramica interessante dal punto di vista dei legumi che magari tante persone non conoscono, non associano anche all'aspetto proprio del ciclo biologico, proprio anche della vita dei terreni, quindi nella cultura contadina effettivamente un tempo c'era il discorso della rotazione, era un elemento importantissimo e quindi da un anno all'altro si piantavano i legumi in un campo proprio per migliorarne poi la resa l'anno successivo. Quindi diciamo che i legumi sono a tutto tondo un elemento importante della nostra catena alimentare. Ecco, passando poi a un altro tema che oramai ci siamo abituati con te ad affrontare e dire come li affrontiamo, come li possiamo vedere in cucina, perché i fagioli magari siamo abituati che non potremmo mica mangiare tutti i giorni fagioli, no, assolutamente no, però ci sono tanti modi di presentarli in cucina. Ci sai dare qualche consiglio da questo punto di vista?
Sì, i fagioli, quelli che noi conosciamo meglio per tradizione nostra veneta, si possono ovviamente declinare nelle forme che tutti conosciamo, radice e fasoi, la zuppa di legumi misti, si possono utilizzare con salsa di pomodoro e peperoncino, ma al di là di questo potremo sforzarci di usare le lenticchie, potremo usare i ceci, ci sono delle ricette facilissime e velocissime per far apprezzare i legumi, per esempio anche ai bambini che a volte fanno un po' fatica, e mi viene in mente l'hummus di ceci, che è una ricetta velocissima, è un patè di ceci fondamentalmente, che si fa lessando i ceci, frullandoli insieme a uno spicchio d'aglio, un po' di succo di limone e un po' di olio. Questa cremina che ne esce sfiziosa con dei bastoncini di verdurine, o si può spalmare su del pane tostato, risulta gradita ai più. Non ho ancora trovato una persona che mi abbia detto che non gli è piaciuto l'hummus di ceci, quindi per esempio questa è una ricetta molto facile che si può sperimentare in cucina. Si possono fare polpette di lenticchie, burger di ceci o polpette di ceci, si possono anche fare i dolci con i legumi. Una volta ho provato io stessa a fare una torta di fagioli e cioccolato, nessuno ha indovinato l'ingrediente segreto che erano i fagioli. Questa è una cosa decisamente interessante, quindi possiamo dire che i fagioli li possiamo usare proprio dall'antipasto fino al dessert, quindi da questo punto di vista oggi Eva ci hai dato una notizia in più che magari ai più era sconosciuta. Ecco, proprio perché adesso parliamo di assunzione di legumi, alle volte è possibile che le persone abbiano dei problemi, dei disturbi nel assimilarli i legumi. Ecco, quindi sappiamo che fanno bene, però in alcune persone possono cagionare dei fastidi. Come si possono comportare da questo punto di vista le persone che vogliono assumerli e quindi non incorrere in questi fastidi? In effetti spesso mi viene detto: li mangerei ma poi mi gonfiano, mi fanno star male. Allora, intanto l'approccio dovrebbe prevedere un'assunzione graduale di legumi, quindi allenare lentamente i batteri dell'intestino all'arrivo di questa fibra, quindi partire con piccole dosi. Il secondo consiglio è inizialmente assumerli passati al passaverdure, quindi lasciando la buccia nel passaverdure ne esce solo la polpa, alleggerisco un po' di fibra il legume stesso, quindi risultano più digeribili e meno fastidiosi. A monte di tutto ciò c'è la preparazione, quindi l'ammollo prolungato, anche di più di quello che viene indicato nella confezione, quindi almeno le 8-12 ore di ammollo, cambiando più volte l'acqua per allontanare quelle sostanze idrosolubili che passano dal legume all'acqua e lo rendono in questo modo più digeribile, ma anche ne facilita l'assorbimento di alcuni nutrienti. Quindi un ammollo prolungato cambiando spesso l'acqua, l'utilizzo di alcune spezie o di erbe aromatiche, ad esempio l'alloro in cottura può agevolare una miglior digeribilità dei legumi, l'utilizzo di alcune piante che hanno un effetto carminativo tipo la menta, le foglioline di menta o l'infuso di menta dopo i pasti può essere di aiuto, così come altre erbe aromatiche tipo o spezie tipo lo zenzero o l'origano. Quindi direi ammollo prolungato con cambio frequente dell'acqua, una cottura con per esempio l'alloro, passarli eventualmente al passaverdure inizialmente e andare per piccole dosi in crescendo fino ad arrivare ad un'assunzione settimanale ottimale di 2-3 volte alla settimana come legumi, e poi eventualmente aiutarsi con queste piante carminative. Bene, direi che anche oggi abbiamo scoperto l'importanza dei legumi. Adesso mi hai fatto sorridere quando parlavi del mettere a mollo i legumi. Se io penso nella nostra tradizione i fagioli, dove oggi sempre più spesso si comprano per praticità i fagioli in scatola, ecco che mi vengono in mente i ricordi della nonna o della mamma quando doveva preparare i fagioli, li metteva a mollo. Adesso nelle nostre case vediamo sempre meno spesso questo, però oggi Eva ci hai ricordato che forse c'era un motivo per cui facevano questa operazione di mettere a mollo i legumi. Quindi ti ringraziamo per queste
perle di saggezza, possiamo proprio dirlo, perché ci aiutano sicuramente ad affrontare in modo più corretto e adeguato la nostra alimentazione. Con questo noi concludiamo questa puntata di Pronto Farmacia. Ricordiamo rubrica realizzata grazie al prezioso contributo della Tenda TV che ci ospita e con la collaborazione anche della Vittorio Veneto Servizi, società che gestisce le farmacie comunali di Vittorio Veneto.